Maggio all'insegna dello sport giovanile con il ritorno dei trofei Città di Treviso, tre grandi appuntamenti dedicati a rugby, calcio e basket che porteranno in città migliaia di giovani atleti e famiglie da tutto il Veneto e da diverse regioni italiane. Rugby, calcio e basket sono nel DNA di questa città e proprio dal rugby 2 anni fa Cassugana prese spunto per allargare i trofei giovanili agli altri due sport. In 2 weekend vanno oltre 5.000 ragazzi con 280-300 squadre, sono esattamente i numeri, e quindi ispirandoci a questo, con il calcio e il basket, avendo tante società all'interno del comune di Treviso, abbiamo deciso l'anno scorso di strutturarlo e quest'anno abbiamo i frutti e siamo contenti di questo, e quindi un sabato e una domenica successive avremo tantissimi ragazzi e bambini che avranno solo voglia di divertirsi, che è l'amore per lo sport che li lega e non tanto quello di essere un giorno professionisti, e quindi avremo un giorno dei cittadini migliori. Ad aprire il calendario sarà il 46esimo torneo mini rugby alla Ghirada il 16 e 17 maggio, uno degli eventi più importanti d'Italia per il settore giovanile. Numeri impressionanti, 280 squadre, oltre 3.500 bambini tra under 6 e 12, più di 1.500 partite e 150 arbitri coinvolti in 2 giornate di festa, mentre per calcio e basket al secondo anno c'è il raddoppio dei partecipanti. Porteranno solo per il calcio e il basket oltre 600 ragazzi in Ghirada e a San Bartolomeo per fare questi tornei. Sono dei bambini e quindi ci sarà una competitività legata alla parte ludica sportiva, però siamo veramente contenti che in un anno abbiamo raddoppiato i numeri, ci sono molte più società anche che vengono da fuori comune di Treviso, e quindi lo stiamo strutturando come un torneo importante, e il prossimo anno pensiamo ancora di migliorare i numeri. Il 16 maggio spazio anche al calcio a San Bartolomeo, in campo 7 società venete e circa 100 piccoli calciatori dagli 8 ai 10 anni, tra gironi e finali disputate su 4 campi contemporaneamente. Gran finale il 24 maggio con il mini basket alla Ghirada, 12 squadre, 150 atleti, 30 partite tra alcune delle realtà più importanti del basket giovanile veneto, dalla Benetton alla Reyer. Treviso è ancora una volta capitale dello sport giovanile tra competizioni, crescita e condivisione, e ora che anche il calcio è tornato tra i professionisti, il futuro è più roseo per ispirare i giovani atleti. Tutte le società che oggi di Treviso che sono venute a presentare questi tornei hanno i settori giovanili o le prime squadre che giocano in strutture o pubbliche o private, e moltissime strutture pubbliche. Il rugby a Monigo, il calcio al Tenni, la Treviso Basket si allena all'interno della palestra comunale di Sant'Antonino, l'Esperia è dentro la palestra di Sant'Antonino. Cioè abbiamo sicuramente un melting pot sportivo, come si può dire, importante, che questa città merita, e così tanti ragazzi possono praticare sport.